22 minuti dopo le 7, il 23 marzo 2026. Buongiorno Taranto e ben trovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella, la radio e Cittadella TV. Buongiorno a chi ci ascolta sui 96.5, buongiorno a chi ci guarda sul canale 94 del digitale terrestre. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Piero Caffio. Cominciamo insieme la settimana settimana chiamata tra l'altro settimana di passione, quella che precede la settimana santa, domenica delle Palme, giorno delle gare. Insomma, Taranto entra pieno nei riti della settimana santa, uno dei momenti di grande orgoglio, di grande identità, di grande storia di questo territorio, e anche per questo da oggi cominciamo 2 appuntamenti settimanali da dedicare ai riti, il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 9 con Antonio Mandesi e i riti in pillole. Vi racconteremo insomma tutto quello che c'è di importante da sapere dei riti, non solo il programma ma anche la storia e gli aneddoti, come abbiamo già cominciato a fare la scorsa settimana. E allora cominciamo invece a raccontarvi anche quello che vivremo oggi, e cioè cominceremo come ogni lunedì con il Taranto, che ieri ha vinto a Novoli. Avremo il nostro Francesco Friuli che ci racconterà i dettagli di tutto, e poi parleremo di ex Ilva, perché insomma il confronto / scontro tra Jindal e Flax per aggiudicarsi la fabbrica di Taranto continua, ma i sindacati come l'USB ritengono che siano offerte ghigliottina entrambi. Ascolteremo Franco Rizzo e cercheremo insieme di capire che ne pensa. Poi ci trasferiremo a Massafra. Nelle scorse ore altri 2 fermi della procura di Taranto sull'omicidio del 24enne afghano avvenuto il 12 gennaio, ricordate, al termine di una rissa clamorosa. Nei giorni scorsi 9 dichiarazioni all'interno di un cosiddetto incidente probatorio che hanno puntato il dito contro altri 2 connazionali finiti sabato mattina in carcere. Oggi è prevista l'udienza di convalida, i dettagli ve li racconteremo tra pochissimo. E poi, come ogni lunedì, le nostre gocce di memoria. Parleremo anche in questo caso della Domenica delle Palme, ma non solo. Vi racconteremo un po' di storia attraverso le parole, i proverbi della nostra città, con Giovanni Guarino come sempre. Insomma, questo e tanto altro oggi su Buongiorno Taranto. Adesso però c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon lunedì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sentirete un fuoco interiore spingervi verso nuovi traguardi. Sarete animati da un'intraprendenza e ambizione fuori dal comune, tipica del vostro segno quando decide di prendersi ciò che gli spetta e ciò che vuole. Toro, le stelle vi suggeriscono di guardare avanti, non lasciatevi schiacciare dai sensi di colpa o dai pensieri legati al passato. Verso sera una notizia vi aiuterà a ritrovare il sorriso. Gemelli, le stelle vi metteranno di fronte ad una giornata di ostacoli e ritardi che mineranno la vostra proverbiale pazienza. Nel lavoro o nella gestione burocratica sarà meglio rimandare accordi e affari ai prossimi giorni. Cancro, non ponetevi limiti per il futuro, specialmente se state accarezzando l'idea di un trasferimento o di un nuovo percorso di studi. Dovete ancora fare i conti però con qualche piccola limitazione economica o logistica. Leone, dimostrerete una grande forza nel lavoro e voglia di riscatto. Deciderete di chiudere conti in sospeso e di pretendere il riconoscimento che meritate, anche economico. Vergine, non forzate la mano. Se una porta non si apre oggi, non significa che sia chiusa per sempre, ma solo che la chiave giusta arriverà con una nuova settimana magari. Dedicate il pomeriggio al riposo, evitando discussioni sterili. Bilancia, le stelle di oggi porteranno una piacevole ventata di novità nel lavoro, con proposte o feedback positivi. La serata sarà il momento ideale per staccare il telefono e dedicarvi totalmente agli affetti. Scorpione, non strafate con gli impegni mondani e concedetevi il lusso del dolce far niente. Ascoltare della buona musica o immergervi in un libro sarà la medicina migliore per ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni. Sagittario, se avete dei contenziosi aperti o state aspettando che qualcuno vi chieda scusa, non forzate la mano oggi. L'amore brillerà di una luce calda e rassicurante, regalandomi momenti di profonda intesa. Capricorno, avrete i sentimenti in primo piano oggi e i progetti vincenti tra le mani.
pronti per essere lanciati con successo. Le stelle indicano che è il momento di ripartire da vincitori. Acquario, non abbiate paura di osare. Le stelle sostengono ogni vostra mossa, purché sia fatta con il cuore sincero che vi contraddistingue. La fortuna vi sorriderà anche nelle piccole cose quotidiane. Pesci, sperimenterete una travolgente voglia di evadere e nuove prospettive nelle relazioni, rompendo gli schemi della routine che vi stavano un po' stretti. Il vostro spirito libero troverà pane per i suoi denti. Oggi vi saluto con le parole di Ginio Ugo Darchetti. Comprendere la vanità e il ridicolo delle cose del mondo è somma sapienza. Riderne è somma forza. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E grazie a Maya per averci raccontato quello che dicono le stelle. Adesso diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con la Gazzetta del Mezzogiorno. Vi ricordo che oggi è lunedì, quindi non troverete tutti i quotidiani in edicola. Sicuramente troverete la Gazzetta che apre con il referendum e corsa alle urne. Referendum affluenza record, ma non in Puglia. Affluenza record è del 46%. E poi, a proposito di politica, l'ultimo saluto a Bossi, a Pontida, cori contro il tricolore. Che bello, mi sembra l'insegna della coerenza, mettiamola così. Agente 53enne muore in un tragico schianto. Modugno, un poliziotto in moto finito su un'autocivetta di colleghi. La tragedia del fine settimana, purtroppo ancora sangue sulle strade. Sempre nella spalla della prima di Gazzetta, Ilva, Flax rilancia, lettera ai commissari. I sindacati, sembra una gara a chi tralascia più lavoratori. Insomma, è davvero poco entusiasmante questo aspetto. Sempre nella prima della Gazzetta c'è Vita mia al Bifest, il Salento di Winspear, il regista salentino, il nuovo film tra Sud Europa e guerra. Andiamo invece a dare un'occhiata alla pagina dedicata a Taranto della Gazzetta, che è dedicata alla cronaca cittadina. Un pezzo di Fabio Venere racconta Mercato Fadini pronto il restyling. Il comune dovrà valutare 21 proposte, sono stati stanziati 6,5 milioni di euro. E intanto a Palagiano tutto pronto per il falò dell'Annunciazione e insomma servirà come sorta di magra consolazione per il territorio che ha perso l'occasione di vedere il falò di San Giuseppe a causa delle condizioni meteorologiche, ma anche di questo parleremo in questa puntata. Tra un po' tutti gli altri giornali, ora però c'è la New Hit. 7:33 la nostra New Hit, siamo tornati in diretta sui 96.5 sul canale 94, continuiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani, non prima però di aver mandato un saluto ad Antonio, nostro stimato e affettuosissimo ascoltatore, che ci ha scritto stamattina dicendo: per ascoltarvi forse ho beccato un autovelox, se continui a scriverci secondo me ti tolgono anche la macchina. Ma andiamo avanti. E allora sull'edicola del Sud leggiamo insieme ovviamente l'apertura dedicata al referendum. Il 30% dei pugliesi alle urne, a Lecce la percentuale più alta ai seggi. L'affluenza è in leggero calo rispetto alla precedente consultazione del 2020. Polemiche a Manduria per lo spostamento delle sezioni. A Carpino il dato più basso, Carpino ricordiamo in provincia di Foggia. E poi al centro della pagina, pediatrico a Bari, si parla dell'ospedaletto, il cosiddetto l'ospedale Giovanni XXIII, detto ospedaletto per appunto la presenza dei bambini. L'ospedale pediatrico dopo più di 3 anni riapre il reparto di cardiochirurgia infantile. Insomma, una buona notizia per la sanità pugliese. Sei invalido non puoi cenare con tuo figlio, una storia raccontata dal collega Mangialardi sull'edicola. E infine la pagina dedicata alla cultura, resistenza, donne e politica, Paola Rivetti racconta l'Iran. Andiamo ora a vedere la prima pagina del quotidiano di Puglia che dedica l'apertura alla sanità. L'esploit nella sanità senza soldi, assunti 8.000 ausiliari in 10 anni. Il peso delle sanità service sul disavanzo era stato fissato un tetto, ma è stato aggirato, scrive il collega Damiani. Centro della pagina la foto dei gente al voto e il referendum, corsa ai seggi in Puglia, al voto già il 39%.
Andiamo a Taranto invece, ex Silva, l'incognita dei piani, a rischio i posti di lavoro, Jindal già in campo, l'attesa per Flax, i tanti rebus, e di questo parleremo tra pochissimo con Franco Rizzo di Unione Sindacale di Base che sta contrastando entrambi i piani. Mozzette, troccole e poste, comincia la passione nel borgo e nella città vecchia, la solenne Via Crucis, ora attesa per la settimana santa. Avremo ospite Antonio Mandese per le nostre pillole di riti, quindi mi raccomando non andate via, ma chiudiamo con lo sport. Il Taranto continua la rincorsa ai playoff e 3-2 al Novoli, Danucci, gestione da migliorare. Proprio di questo cominceremo a raccontarvi tra pochissimo qui a Buongiorno Taranto col nostro Francesco Friuli. Vi lasciamo in compagnia di Mick e del suo Fabulous. Che cominciamo come ogni lunedì mattina dal calcio con il Taranto che vince Corsaro 3-2 a Novoli e continua la sua rincorsa ai playoff, e in classifica naturalmente di questa 35esima giornata ora il Taranto è terzo con 64 punti, davanti a lui il Bisceglie con 70 e poi il Brindisi con 78, insomma un distacco significativo, ma come dire, quello che conta è continuare a vincere. Com'è stata l'ultima prestazione del Taranto? Lo chiediamo come sempre al nostro Francesco Friuli. Buongiorno Francesco. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. È stato un Taranto comunque positivo nel primo tempo, meno nella ripresa, dove ha subito 2 gol evitabilissimi, 2 distrazioni che poteva tranquillamente evitare. Taranto vince però, e questo serve per mantenere invariato il distacco rispetto al Bisceglie in classifica, che quello è l'obiettivo del Taranto. Ovviamente il Bisceglie deve recuperare una partita, quello con lo Spinazzola, come più volte abbiamo detto, e lì potrebbe aumentare il gap a 9 punti e non dovrebbero in quel caso esserci i playoff, ma non dovrebbero esserci anche nel caso della Coppa Italia. Prima di tutti i calcoli è fondamentale, come più volte ripetiamo, che il Taranto continui a vincere, soprattutto da qui fino al 15 di aprile. Ora avremo 2 settimane di sosta, poi ci saranno 2 gare consecutive velocissime, cioè dal 9 alla domenica successiva di aprile, prima col Massafra, poi col Taurisano. Dopo quella partita ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia e lì tracceremo una linea. L'importante è che il Taranto continui a vincere, lo fa in qualsiasi modo. La sosta arriva nel momento migliore, perché il Taranto comunque deve recuperare alcuni elementi e deve soprattutto sistemare in difesa quelli che sono degli interrogativi e continuano ad esserci, come ieri, che il Taranto ha subito 2 gol nella fase più importante della partita, all'inizio e alla fine del secondo tempo, cioè quando l'attenzione comunque non era altissima, e questo è un dato da sottolineare. Francesco, hai raccolto dei contributi che possiamo ascoltare? Sì, io ascolterei il portiere Mastrangelo del Taranto, perché lui vive una situazione particolare in porta. Di solito i portieri sono quelli che subiscono meno cambi, invece al Taranto quest'anno è stato, possiamo dire senza ombra di dubbio, le porte girevoli, se possiamo utilizzare questo termine, questi termini, perché non c'è stata continuità in porta. Io sentirei il portiere Mastrangelo, che è stato però uno dei protagonisti anche in questa partita. E allora ascoltiamo le sue dichiarazioni e torniamo tra pochissimo. Mastrangelo, è stata una partita in cui hai subito 2 gol, ma hai anche salvato il risultato, una gara che è stata strana. Ecco, descrivici soprattutto la parata, quella salva risultato nel corso del secondo tempo. Vabbè, innanzitutto inizio col dire che la partita è stata una partita fondamentale per noi, perché dovevamo fare questi 3 punti per avvicinarsi alla nostra zona playoff. Chiedo scusa per la voce, ma l'ho persa. E appunto, come dicevo, dovevamo avvicinarsi alla nostra zona playoff e ci siamo riusciti benissimo. La parata è stata un episodio che sono contento di averlo portato a casa, comunque, perché per il Taranto, che per i tifosi, per tutti quelli che ci seguono, che ci stanno dando tanto, noi vogliamo dare tanto a loro quanto loro danno a noi, quindi solo grazie volevo dirgli. Tu sei arrivato a campionato in corso, ti sei conquistato anche stando in panchina questo posto da titolare, o meglio state gestendo tutti e due, tu e Martinkus. È difficile però per un portiere sapere che una partita giochi, l'altra potresti non giocare. Come la vivi? No, vabbè, io personalmente parlo di me, la vivo in maniera tranquilla. Siamo 2 portieri, siamo 2 bravi portieri, 2 portieri che sappiamo il fatto nostro, e
E niente, sappiamo che ogni settimana dobbiamo impegnarci per dare sempre di più, perché il posto, la maglia è per aria, quindi dobbiamo soltanto impegnarci e dare il massimo negli allenamenti. Emanuele, ti chiedo sul primo gol cosa è successo, perché credo ci sia stata una deviazione, quindi se puoi confermarmelo, e come stai fisicamente, se hai recuperato i minuti gara, anche se ovviamente non corri, però per un portiere è sempre importante giocare. Sì, vabbè, il primo gol è stato che c'è stata una deviazione da parte di Konaté, mi pare, quindi da parte di Konaté, e vabbè, sono episodi che nella gara possono accadere. La nostra fortuna, anche la nostra bravura è che abbiamo fatto subito gol, 1, 2, 3 gol subito, 4 gol, quindi ci siamo portati a casa la partita in maniera tranquilla. E per il resto sì, ho recuperato la mia forma, piano piano la sto recuperando, sono contento perché dopo 8 mesi di non giocare per un portiere è veramente come ucciderlo, quindi sono contento veramente tanto. Grazie. E allora, quali sono adesso invece gli appuntamenti che aspettano il Taranto e anche la nostra programmazione, Francesco? Partiamo dalla nostra programmazione, che sono quelli più vicini. C'è più tardi dalle 15, in replica alle 21 c'è Onda Rosso Blu, dove parleremo della vittoria del Taranto e non solo. Sarà ospite Fabio Del Vino, il difensore del Taranto. Per quanto riguarda invece le partite degli ionici, l'appuntamento è spostato al 9 di aprile, perché c'è la pausa per il torneo delle regioni prima e per la Pasqua poi, quindi 2 settimane piene di pausa per poter recuperare energie, tant'è che il Taranto dovrebbe riprendere mercoledì la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, con 2 giorni di sosta che vengono concessi da parte del tecnico Danucci. Però l'appuntamento questo pomeriggio alle 15 in diretta e poi alle 21 per parlare del Taranto e non solo. Grazie a Francesco Friuli come sempre, buon lavoro Francesco. Ciao, buona giornata a tutti. 7.52, torniamo in diretta per parlare di ex Ilva, perché insomma Jindal, come sapete, gli indiani hanno nei giorni scorsi presentato una manifestazione di interesse che il ministro Urso ha raccontato in Parlamento, vuoto, ma insomma comunque formalmente l'ha raccontato al Parlamento, e Flax però non molla. Ha inviato, come scrive questa mattina la Gazzetta del Mezzogiorno, una lettera ai commissari in cui ha chiesto un incontro per sottolineare che la qualità complessiva e la solidità finanziaria delle proposte rappresentano elementi chiave nella valutazione del dossier. Flax Group ha mostrato disponibilità ad affrontare i nodi aperti per una soluzione condivisa, che dopo che i commissari hanno chiesto delle integrazioni nella proposta da presentare entro lo scorso venerdì. In realtà i termini sono scaduti, però ecco, Flax non molla, e entrambi i piani però, secondo Unione Sindacale di Base, sono sostanzialmente dei piani ghigliottina, e il perché lo chiediamo a Franco Rizzo di USB, che è in collegamento con noi. Buongiorno Rizzo. Buongiorno. Allora, li avete definiti con Colautti 2 piani ghigliottina, perché? È chiaro, rispetto ai numeri che stanno girando, che l'obiettivo è quello di liberarsi di una buona parte dei dipendenti della fabbrica. Piani industriali, io in tutta onestà non solo non ne ho visti, ma tra l'altro per le notizie che girano mi sono anche reso conto che pare che si cambi dalla mattina alla sera. Lo stesso Flax Group ha dichiarato tante cose diverse, almeno da quello che abbiamo letto dai giornali. Sugli indiani abbiamo già l'esperienza degli stessi indiani con Piombino, in cui hanno però oggettivamente non è la stessa società, cioè sono rami diversi della stessa famiglia, ma comunque questo lo dico giusto per onestà intellettuale. Sì, diciamo che a Piombino è successo quello che sappiamo. A Taranto anche quelli sono della stessa famiglia hanno fatto quello che hanno fatto. Diciamo che in una condizione così delicata come si trova lo stabilimento in questo momento, noi crediamo che alla fine sia sciocco continuare a fare una trattativa sapendo poi alla fine che chi arriva non ci metterà tutti quei soldi. È illogico. E qual è la soluzione, Rizzo?
La soluzione: o lo Stato se ne fa carico e nazionalizza, oppure lo Stato inizia, lo abbiamo più volte detto, trova una soluzione per i dipendenti, garantendo, come dire, a tutti i lavoratori il reddito, lavoratori di Ilva, NS e dell'appalto, e altrimenti alternative non ce ne stanno. Io ho paura, lo dico in tutta onestà, che in realtà poi la vendita serva, come dire, ad abbattere il numero dei dipendenti, però che ci sia coscienza da parte del nostro governo del fatto che non si andrà da nessuna parte con la vendita. In questi casi si dice di solito, no, che la politica fa fare il lavoro sporco a qualcun agli altro. altri progetti, no? Ecco, e allora la preoccupazione può essere questa da parte nostra. E allora avete in programma altri incontri, manifestazioni? Avete chiesto qualche delucidazione ai commissari, Rizzo? Noi abbiamo un incontro da fare, credo 30 o 31 di sto mese, gli ultimi giorni di sto mese, ma è l'impegno che hanno preso a Palazzo Chigi, in cui noi dovremmo finalmente entrare, come dire, nel vivo della trattativa, quindi i commissari ci dovrebbero dare elementi concreti rispetto a queste fantomatiche trattative. Poi chiaramente da lì si farà un passaggio con i lavoratori e si decide che cosa fare. E cercheremo allora, come sempre, di esserci anche noi e di provare a raccontare tutto quello che avviene. Intanto grazie a Franco Rizzo per essere intervenuto qui a Cittadella questa mattina. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. E noi invece tra pochissimo vi parliamo delle ultime novità di cronaca che ci sono state nel fine settimana e vi racconteremo innanzitutto del delitto di Massafra, altri 2 fermi fatti dai carabinieri dopo le rivelazioni fatte da alcuni connazionali davanti al giudice. La seconda ora di Buongiorno Taranto sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Come annunciato adesso ci occupiamo di cronaca e vi raccontiamo da Massafra le ultime novità del delitto del 12 gennaio. Salgono infatti a 3 le persone in carcere con l'accusa di concorso nell'omicidio di Jabar Khel, il 25enne afghano accoltellato appunto in contrada alle Forche a Massafra, nelle campagne di Massafra il 12 gennaio scorso. Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Massafra ad eseguire il decreto di fermo nei confronti del 33enne Gulkan Jabar Khel e il 23enne Mirvez Nasei, entrambi di nazionalità afghana. Altre 2 misure che si aggiungono a quella di Abidullah Lagmani, 26enne assistito dall'avvocato Adriano Minetola, che è finito in carcere nelle ore successive al delitto ed individuato da più testimoni come autore materiale dell'omicidio. La nuova svolta nelle indagini è giunta alcuni giorni fa nel corso dell'incidente probatorio dinanzi al GIP Alessandra Romano. In quella occasione, stando alle poche notizie trapelate, sono emerse una serie di dichiarazioni che hanno portato alla luce responsabilità dei 2 fermati. Tutta la vicenda, come sapete, è iniziata con un video su TikTok pubblicato dalla vittima, a cui erano seguiti dei commenti di Mirvez Nasei che avrebbero provocato fastidi e risentimenti al punto da chiedere un confronto di persona. L'incontro è avvenuto nella serata del 12 gennaio e ha visto Jabar Khel discutere con alcuni connazionali, ma di lì a poco la discussione è poi degenerata in rissa fino a quando non è spuntato il coltello che ha colpito mortalmente alla nuca il 25enne. Stando alle prime testimonianze, come detto, ad aver inferto il colpo sarebbe stato Lagmani, ritrovato qualche ora dopo mentre cercava di scappare o nascondersi nelle campagne della contrada Colombata Famosa, non troppo distante dal luogo del delitto. Ma nei giorni scorsi uno dei testimoni oculari dell'intera vicenda, tra le lacrime, ha spiegato ai magistrati che in realtà quella sera sarebbe stato il 33enne Jabar Khel a ordinare al 23enne Nasei di prendere il coltello, e poi sempre Jabar Khel avrebbe dato l'ordine a Lagmani di uccidere il 23enne. Entrambi quindi avrebbero avuto un ruolo determinante nella vicenda. Resta ora però in realtà da capire come il coltello sia passato dalle mani di Nasei a quello di Lagmani, ma saranno le indagini a chiarire la
vicenda. I carabinieri di Massafra, coordinati dal pubblico ministero Fili di Tursi, hanno trovato però una serie di riscontri, innanzitutto rispetto agli alibi forniti dai due, che avevano detto di non essere in quel luogo, e invece diverse testimonianze li hanno collocati proprio sul fatto. E un alibi falso diventa sostanzialmente un indizio contro chi lo racconta. E questa mattina intanto i due dovranno comparire dinanzi al giudice per le indagini preliminari Alessandro Romano per l'udienza di convalida del fermo. Entrambi assistiti dall'avvocato Valerio Sgarrino dovranno decidere se avvalersi della facoltà di non rispondere oppure provare a smontare le accuse rispondendo alle domande e fornendo la propria versione dei fatti. Una vicenda che riporta alla luce in realtà anche un altro fenomeno, cioè quello delle condizioni nelle quali vive la comunità afghana nella provincia di Taranto e in particolare a Massafra. Sono delle vere e proprie case grotte in qualche modo che i proprietari italiani affittano in alcuni casi a prezzi significativi a un numero di persone che vengono sostanzialmente stipate, donne e uomini che vivono e lavorano nel nostro territorio, che lavorano nei nostri campi e cercano in qualche modo di trovare una soluzione per provare a costruirsi un futuro. Però è chiaro che le situazioni di emarginazione purtroppo generano danni e situazioni come quella che vi abbiamo appena raccontato. Andiamo invece a dare un'occhiata adesso ai numeri del referendum sulla giustizia. Vi ricordo che oggi si vota fino alle 15. In Puglia e Basilicata intanto affluenza sotto la media nazionale. Il boom dell'affluenza in realtà, dato la prima indicazione alle 23 di ieri, domenica 22 marzo, ha votato il 45% degli italiani. Invece in Puglia la partecipazione si è fermata a quota 39%. Alle 23 ha votato in Puglia il 39% degli aventi diritto, oltre 1.237.000 elettori. Al precedente referendum invece costituzionale del 2020 aveva votato il 43%. Bisognerebbe capire però oggettivamente se vi erano degli altri appuntamenti elettorali in corso che potrebbero aver favorito la partecipazione al referendum. La percentuale in particolare a Taranto è del 37,92%. Ora, qualche curiosità: la città con l'affluenza più alta della Puglia è Zollino in provincia di Lecce, quella più bassa invece è Carpino in provincia di Foggia con il 23%. Parliamo però in realtà di veri e propri quartieri rispetto alle grandi città. Vi daremo naturalmente tutti gli aggiornamenti nel corso del nostro TG alle 14 sul canale 94 e vi racconteremo anche quartiere per quartiere come è andata questa ipotesi di riforma della giustizia, se vincerà il sì o vincerà il no, ve lo faremo sapere. Siamo tornati in diretta, sono le 8:23 del momento delle nostre gocce di memoria. E diamo il bentornato come ogni lunedì a Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni. No, niente, cioè tipo buongiorno Giovanni, vediamo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Eccoci. Francesco, buongiorno a tutti e a tutte. Giovanni, settimana di passione, quella che precede la settimana, diciamo, da settimana santa, la Domenica delle Palme, le gare, ma in realtà è anche un mese particolare, marzo. C'è stato, non so se l'hai festeggiato, c'è stato San Giuseppe. Ah sì, la festa del papà si chiama mo, non si chiama più San Giuseppe. Ah, vabbè, io la chiamo San Giuseppe. Pure io, no, vabbè, ma era una battutaccia. Sì, no, nel senso che era San Giuseppe, c'era qualche zeppole e quanta, ma quello che mi è mancato è la visione di qualche falò, insomma. Sai che anche a me è mancato tantissimo, perché queste, diciamo, le avverse condimedio da un lato, insomma, hanno fatto chiaramente danni, nel senso che non si poteva essere. Qualche anno fa ci siamo ritrovati in una condizione terribile, ricordiamo tutti le immagini di quel falò ai tamburi. Certo, assolutamente.
Però l'anno dopo io ricordo, anche sulla base delle parole che disse proprio qui a Cittadella l'allora questore Massimo Gambino, il comune regolarizzò insieme con una partnership con la Focra di Grottaglie l'evento, però quest'anno niente di niente, Giovanni. Ma io non mi riferivo poi manco tanto agli eventi, a queste cose qua, ma quando ero ragazzino io i falò si facevano quasi non in determinati luoghi deputati, ma in Vico Ospizio, che era un buco, si faceva il falò di Vico Ospizio, nel senso che c'era proprio questa tradizione che raccoglievamo la legna prevalentemente, o molti erano i pali che si distaccavano dal fondale e andavano a finire a riva quando andavamo a recuperare quelli o altro, insomma, ma soprattutto facevamo la mattina di San Giuseppe il giro con il piattino e l'immagine del santo per comprare le fascine, e poi alle 2:30 si accendeva il fuoco, 2:30, 3, e tutti dalle finestre con i secchi lo controllavano, era veramente incredibile. Poi si aspettava la sera che il fuoco si calmasse, che si raccoglieva la cenere, qualche oggetto che era venuto fuori da qualche vecchia porta, scusa, scaramantica, insomma, cioè recuperare questa idea, questa possibilità di trovare 4-5 posti in città per fare un falò rituale, insomma, ecco, a me è mancato. Devo ammettere che sì, è mancato anche a me, ma insomma speriamo di rifarci per bene l'anno prossimo. Ma no, ripeto, non come istituzionalizzazione. No, ho capito. Quella è un'altra cosa, cioè trovare 3-4 posti in 3-4 quartieri per fare piccoli fuochi dove la gente si possa radunare per mezz'ora, 1 ora, 2 ore, parlare, forse bere un bicchiere di vino, mangiarsi una zeppola e qualcosa del genere. Faccio l'esempio. Che immagine meravigliosa. Giovanni, c'è qualche mottetto che ci vuoi lasciare vicino a San Giuseppe, o comunque diciamo anche no? No, poi volevo dire se siamo avvicinati alle Palme, no? Sì, domenica. Noi ci sentiamo lunedì, quindi ecco, un'altra cosa bella che mi viene in mente, non so se tu l'hai fatta, è che per noi le Palme erano un momento importante per andare a salutare i familiari, insomma, parenti, le zie e le prozie. Secondo me mai come quel giorno ti ricordavi di averne così tanti, però, Giovanni. Ma mai come quel giorno, e compravamo, andavamo a recuperare una ramaglia di foglie di olivo, e con quello ci facevamo tutto il giro dei parenti e lasciavamo 2 o 3 foglioline, mica, perché più giravamo più soldi facevamo, perché ci davano a 5 lire, a 10 lire, insomma, e ci vestivamo, come si diceva allora, in dichetto. Che meraviglia, Giovanni. Quanto accocchiavi, Giovanni? Ma facevo bene, arrivavo a 70-80 lire, insomma, che tiravano le lire. Non è male. No, per ora non era male. Poi molti c'è mancata le mentine da domenica a baciare a cava, a mettere subito in commercio, insomma. Non da Latina? No, Latina era già un tempo più recente. Se domenica devi a cava, se domenica devi a cava, insomma, ma non c'era solo lui, gli angeli con grattagratti, insomma. C'era un bel percorso via a cava di Leccorni e di altre cose, Sasaveria per altri, insomma. Altra storia. Più che un mottetto è un indovinello. Ah, ci provo. Sì, che fa, se ne vai a casa, quacquora, con 40 decide e donas. Allora, se ne va per casa, con quacquora, se ne vai a casa con 40 decide e donas. 40, no. Allora, Piero, ti viene in mente qualcosa? Suggerimenti? Aiuti dalla regia? Mai come in questo caso è vero l'aiuto dalla regia? No? Niente, non ce l'abbiamo. Ci arrendiamo subito. Vi aiutino. Sì. Quacquora è una camminata. Sì, diciamo 4-4. Diciamo 4-4, sì, ma anche qua c'è un'onomatopeia come le papere, insomma, 4-4. Vai a casa con 40 decide e donas. E 2 nasi? Sì. Mi aiuto, va. Tanto. E dai. Ma è quacquora per caso con 40 decide donas. Sì, l'hai già detto questo, mi devi dare la soluzione perché devo chiudere. La donna incinta, la donna gravida.
Ah, perché ha due nasi, nel senso che, come dire... 40 dita. Ah, ok, giusto. Giusto, non ci avevo fatto caso. E 4 è il modo di camminare. Sì, 40 perché immagino 10 delle mani, 10 dei piedi per 2, 40, giusto, e 2 nasi. 2 nasi. E poi il modo di camminata tipica di una persona che è in stato di gravidanza avanzata. Che cammina in un certo modo, insomma. Questa me la vendo, Giovanni, promesso. Grazie come sempre per essere stato con noi. Torniamo lunedì prossimo, che sarà il giorno dopo la Domenica delle Palme. Proveremo insomma a raccontare insieme anche qualcos'altro. Grazie Giovanni, buon lunedì. Ciao. 8:34, siamo tornati in diretta. Non sono più solo, diamo il benvenuto, il bentornato anzi, ad Antonio Mandese. Buongiorno. Cominciamo la nostra rubrica Riti in pillole. Quest'oggi con un ospite particolare che non è Antonio, che ormai diciamo è quasi un abitué di Cittadella, ma con Raffaele, che è il figlio di Antonio e dall'altra parte dello schermo in regia. Hai quanti anni, Raffaele? Quanti? 10 e mezzo. 10 e mezzo. Oggi grande filone a scuola perché le votazioni diciamo vi regalano tutte. Invece di stare a casa a dormire, Raffaele è venuto qui per parlare, ascoltare in generale, per commentare con noi la Settimana Santa, perché questo è un rito che si trasferisce, come dire, alle nuove generazioni. È una tradizione che passa nelle famiglie attraverso il racconto. È un po', a me piace definirlo come la macchina del tempo, no? Esatto. È quello che ci tiene insieme tra una generazione e l'altra e che fa conoscere la memoria dei nonni ai nipoti, dei bisnonni. Alle volte nelle famiglie tarantine i nostri bisnonni erano già confratelli, e questo permette a Raffaele di essere in contatto con un altro Antonio Mandese che 100 anni fa già seguiva le nostre tradizioni. E questo è il sale di tutto, è la motivazione più grande che spinge questa tradizione e che la alimenta fondamentalmente. E la fa sopravvivere al tempo. Cominciamo, oggi vi racconteremo un po' il programma dei riti. Parleremo della Dolorata del Carmine, parleremo delle Forcelle, parleremo della composizione dei misteri, ma parleremo anche della Dolorata di Taranto Vecchia, non solo le differenze con quella del Carmine, ma anche insomma parleremo dei 7 dolori, dei crociferi, queste figure così particolari all'interno del corteo del Giovedì Santo. Ma partirei con le immagini di ieri pomeriggio, che insomma ieri quinta e ultima domenica di Quaresima sono tornati per le strade i confratelli a Taranto Vecchia, in particolare quelli della Dolorata hanno dato vita alla Via Crucis con questo grande imponente crocifisso che vedete adesso nelle immagini per chi ci sta guardando dal canale 94, e la processione, questa Via Crucis si è sviluppata lungo le strade di Via Duomo e ha raggiunto alcuni punti dove sono stati vissuti i momenti della stazione della passione di Cristo. Nelle stesse ore, contemporaneamente, dall'altra parte del ponte al Carmine si viveva invece la tradizionale Via Crucis all'interno della chiesa, che doveva essere seguita, che è stata seguita dall'adorazione alla croce in forma solenne, cioè in abito di rito davanti alla croce dei misteri, con la Dolorata diciamo intronizzata sull'altare principale, ma in realtà doveva avvenire all'esterno della chiesa, in piazza Carmine. Purtroppo la paura delle condizioni meteorologiche ha spinto la confraternita a restare all'interno della chiesa del Carmine. Io ho fatto un salto, c'era davvero come sempre una chiesa strapiena, le marce funebri all'interno della chiesa poi rimbombavano in una maniera incredibile, però ecco, senza nulla togliere diciamo al Carmine. Queste immagini diciamo della città vecchia con i suoi vicoli, le sue strade, questo crocifisso portato dai confratelli della Dolorata ha un sapore, almeno per me, diciamo tutto particolare. Antonio? Sì, io richiamo subito Don Emanuele Ferro, che è il parroco della cattedrale, che sia nei periodi della celebrazione dei riti della Settimana Santa, ma non solo, parla della città vecchia che si trasforma in una piccola Gerusalemme. Ecco, in questi momenti noi riusciamo a vedere plasticamente questa immagine che lui voleva restituirci, realizzata attraverso una Via Crucis, che poi è un rito semplice che si ripete in tutte e 5 le domeniche di Quaresima, in questo caso in una forma più estesa, pubblica e per le vie di un centro storico meraviglioso che è la nostra città vecchia.
E allora, noi adesso ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo vi raccontiamo esattamente quello che vi ho annunciato, cioè partiremo dai misteri, la loro composizione, il programma dei riti e le due Madonne. Intanto vi lasciamo con Lenny e la sua Toldia. Ovviamente non era Lenny, non era Toldia, sono io che ero rimasto qualche pezzo indietro e insomma vabbè, è andata così, succede il bello della diretta. 8:42, a proposito di diretta con Antonio Mandese, pronti a parlare dei riti in pillole, e cominciamo ponendo le basi di questo percorso che vivremo anche mercoledì prossimo, e poi tra lunedì e mercoledì prossimo buttiamo le basi. Il programma dei riti, cominciamo dall'inizio, cominciamo dal giovedì santo alle 15. Giovedì santo alle 15, prima posta del pellegrinaggio verso gli altari della riposizione, o meglio detti sepolcri. Ci piace di più sepolcri ed è più divulgativo. E le prime poste in realtà sono due, una della diretta verso la città, e noi sappiamo che si parla della prima posta diretta verso la città vecchia, perché un tempo quella era il pellegrinaggio di città, perché la città vecchia, l'isola, era la città. Invece l'altro, che esce dal portone di via Ciro Giovinazzi, è la prima posta diretta verso la campagna, quella che si chiamava un tempo campagna e che oggi rappresenta il Borgo Umbertino di Taranto. Sono due prime poste altrettanto importanti e aprono i riti della Settimana Santa. Questa te la stai vendendo solo per correttezza politica? Sì, sto cercando di mantenere. Sono entrambi importanti. Sto mantenendo un equilibrio. La verità è che per alcuni di noi esiste la città vecchia. Esiste soltanto la città vecchia. E questo è il punto. Però apprezzo quello che dice Antonio. Hanno entrambe la stessa importanza. Pellegrinaggio, quindi coppie di perdoni nazzicando del Carmine, perché i perdoni sono solo quelli del Carmine, scalzi, incappucciati verso la città vecchia, verso le chiese del borgo. Si rientra intorno più o meno alle 11 la prima posta, così. Poi che cos'è? Qual è il secondo momento? Abbiamo dal portone di San Domenico l'uscita del pellegrinaggio della Beata Vergine Addolorata e appunto della processione di questo pellegrinaggio caratterizzato dalla confraternita dell'Addolorata di San Domenico. È una processione che prevede un unico simulacro, un'unica statua, e io ogni tanto gli faccio segno perché lui si stacca dal microfono. Sì, perché ancora sono poco avvezzo. Esatto. Allora, detto questo, il pellegrinaggio della Dolorata, composto da una troccola, 15 poste, 3 crociferi, il trono alla fine, le mazze, e poi, come dicevi giustamente, il simulacro della Dolorata, uno solo che si distingue da quello che poi andremo a vedere succederà il venerdì alle ore 17. Io te lo racconto in maniera schematica e poi ci ritorniamo. Alle ore 17 prende vita la processione dei misteri, che invece dalla chiesa del Carmine vede uscire 8 statue, sempre la troccola, perché nel periodo del Triduo Pasquale i campanelli che normalmente annunciavano l'uscita delle processioni erano vietati per rispettare il lutto, e la troccola era quell'attrezzo necessario a annunciare appunto l'arrivo del corteo. Qual è la differenza tra 8 simulacri che ci raccontano un po' la passione di Gesù e un simulacro della Beata Vergine Addolorata che gira per le vie prima della città vecchia e poi del borgo fino alle suore di Piazza Maria Immacolata? Qual è la differenza? Ti interrompo subito, la diremo fra pochissimo. Adesso però c'è un po' di pubblicità, ma non andate via. Questa sigla. 8:52, siamo tornati in diretta con la nostra rubrica Riti in pillole. Come annunciato, vi stavamo raccontando la differenza tra il pellegrinaggio della Dolorata in città vecchia e la processione dei misteri, dove pure è presente un simulacro della Dolorata. Ma al di là di quello, concentriamoci per un attimo sulle figure che in qualche modo hanno dei significati, dicevi Antonio. Sì, ci sono delle differenze sostanziali. Intanto i carmelitani indossano un abito che è composto da una mozzetta, appunto la parte superiore dell'abito, e un sacco, la parte bianca, il camice, e che sono riconoscibilissimi perché hanno sempre le poste della processione, non i confratelli che reggono i simulacri, dei bastoni che noi chiamiamo bordoni in realtà. Sono il tipico bastone del pellegrino,
e in tutte le confraternite che noi conosciamo in Europa ci sono questo genere di elementi nello svolgimento del pellegrinaggio. La confraternita di San Domenico e dell'Addolorata invece veste una mozzetta nera con un medaglione che reca un'immagine dell'Addolorata e la scritta Mater Dolorosa. È importante perché il nero ci rimanda direttamente all'ordine domenicano, che poi è protagonista della fondazione della confraternita. E infatti ricordiamo che in realtà la confraternita della Città Vecchia nasce nel 1670 sotto il titolo di San Domenico in Soriano. Soriano è un paesino della Calabria dietro il quale c'è un'altra storia molto carina che un giorno magari vi racconteremo. Rimane dal 1670 entra attraverso il culto dei 7 dolori introdotto dall'abate Vincenzo Cosa il culto dell'Addolorata, il rito dell'Addolorata, la venerazione dell'Addolorata, che a un certo punto prende quasi il sopravvento nei cuori dei tarantini più di San Domenico, e quindi prima c'è la confraternita di San Domenico e dell'Addolorata, quindi diventa doppio titolo. Nel dicembre 1870, 200 anni dopo la fondazione, i posti cambiano e quindi diventa confraternita dell'Addolorata e San Domenico. Una devozione, il culto dell'Addolorata, sentita da tutta la città, tanto che tutta la città, nel momento in cui l'Addolorata il pellegrinaggio dell'Addolorata prende avvio, si stringe in questa via strettissima che è il pendio di fronte nella prossimità della chiesa di San Domenico, e si vive questa emozione unica che poi è quella che contraddistingue il pellegrinaggio dell'Addolorata, che è Tutti facciamo riferimento, Antonio, spesso per esempio alle due Madonne, il cuore nella mano spostato, il viso diverso, però ecco, parlavamo nei giorni scorsi di un altro elemento determinante che distingue le due Madonne, chiamiamole così. Qual è? I due simboli hanno due espressioni completamente diversi. E l'Addolorata del pellegrinaggio è una mamma che corre in giro in cerca del figlio. È il giovedì, ricordiamo, nella tradizione liturgica Gesù è appena stato arrestato nell'orto del Getsemani e quindi insomma c'è un po' il panico. È una ricerca inquieta, è una ricerca che non si ferma mai. Nella tradizione dei confratelli e del modo di reggere sulle spalle questo simulacro, non è un simulacro che regge mai immobile sulle forcelle. Poi vedremo dopo che cosa sono le forcelle e che cosa vuol dire questo non si ferma mai. L'Addolorata invece che vediamo... Facciamo così, scusami Antonio, perché altrimenti poi non abbiamo più tempo, quindi lo facciamo velocemente. Le statue sono portate da 8 persone, 4 sono sdanghieri, cioè in abito di rito, indossano la mozzetta, il cappuccio alzato, ma insomma tutto l'abito di rito. 4 invece sono forcelle, sono con lo smoking e hanno questa mazza, diciamo, con questa sorta di forchetta alla punta, sulla quale la statua viene posata ogni tanto per permettersi di riposare. Ecco, questo avviene per tutte le statue dei misteri, ma non per i misteri, per l'Addolorata in Città Vecchia. Perché? Esatto, perché l'Addolorata non si deve fermare mai. Per tradizione l'Addolorata, il simulacro dell'Addolorata del pellegrinaggio del Giovedì Santo è sempre continuamente cullata, noi diciamo nel nostro dialetto nazzicata, dagli 8 confratelli che continuamente la sorreggono sulle spalle con l'ausilio di una forcella, che però non è una forcella portante, cioè non appoggia le sdanghe. Non si ferma mai, viene nazzicata consecutivamente per 15 ore, perché questa è più o meno la durata di una processione. Sì, 15 ore, anche di più. Non è poco, ultimamente anche di più, a seconda di chi la porta. Un'altra grande differenza, diciamo, tra le due processioni riguarda l'uso delle scarpe. L'uso delle scarpe, perché i carmelitani hanno questa anche parte della formula statutaria originaria dei carmelitani scalzi è quello proprio di non indossare le scarpe nel periodo della Quaresima e della settimana Santa, scusami. I nostri invece confratelli di San Domenico e dell'Addolorata indossano tutti le scarpe, ad eccezione fatta per i crociferi. Una figura. I crociferi sono in realtà all'interno della pellegrinaggio dell'Addolorata sono 3, sono una figura che si ripete, un'immagine che si ripete per 3 volte,
può rappresentare le tre cadute che può al rappresentare Calvario. le tre cadute del Calvario e che non indossa la mozzetta proprio perché rappresenta l'immagine di Gesù sul Calvario nel momento e nell'atto della caduta. I crociferi reggono una croce di legno nera e non indossano, questo è importante dirlo, non indossano la mozzetta. Bene, insomma, questo è quello che proviamo a raccontarvi oggi. Tra 2 giorni, mercoledì, torniamo con i nostri riti, con le nostre pillole di Settimana Santa con Antonio Mandese. Vi racconteremo insomma tanto altro sulla processione dei misteri, sul pellegrinaggio e sulla Dolorata in Città Vecchia. Grazie ad Antonio Mandese, grazie anche a Raffaele Mandese che ci ha seguito con particolare attenzione, grazie al nostro Piero Caffio che ha guidato la regia. Vi ricordo il TG alle 14 sul canale 94. Buongiorno Taranto torna invece domani dalle 7 alle 9, quindi mi raccomando non andate via.